Cruciani, ospite di punta di Festival Cultura Liberata. Come ha trovato la città di Conegliano? È la prima volta che veniva? No, sono venuto a fare lo spettacolo alla fine di marzo, non è la prima volta, la trovo sempre splendida, pulita, ordinata come deve essere una città. Di che cosa parlerà durante il suo incontro, questo festival? Parlerò probabilmente del mio nuovo libro che esce il 1° luglio, ma non solo, un libro che ancora trovate in libreria, che è quello Via Cruxo contro il politicamente corretto, e che appunto parlerò del politicamente corretto che ancora impera e vive e vegeta e lotta insieme a noi, o anche contro di noi più che altro. Appunto, rimanendo sul politicamente corretto e anche sullo stile politico di questi tempi, qual è la sua opinione? Beh, la mia opinione è che ancora non ce ne siamo liberati, perché ci sono delle minoranze che impongono alla maggioranza di parlare come dicono loro, di esprimersi come dicono loro, di utilizzare certi termini, di avere certe idee e se non le rispetti, se non aderisci alla loro agenda, all'agenda di queste minoranze, sei considerato, classificato come omofobo, razzista, fascista, patriarcale, maschilista, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la stampa ha anche una sua responsabilità in questo perversare o comunque continuare del politicamente corretto? Ma insomma, adesso io non attribuisco la responsabilità in generale all'informazione. È chiaro che l'informazione sia adeguata a questa dittatura della minoranza che ha imposto un pensiero, ha imposto un linguaggio e se sgarri sei appunto considerato, come dicevo prima. Per quanto riguarda la sua produzione editoriale, lei ha già detto che presenterà questo libro, neanche un altro in cantiere, ci può anticipare Sì, qualcosa? esce un libro adesso all'inizio di luglio che si chiamerà Ipocriti, si chiama Ipocriti, e che è una carrellata delle ipocrisie che io vedo imperare nella società contemporanea. Secondo lei c'è speranza per il futuro di liberarci un po' da questo politicamente corretto ipocrisia? Ma no, ma io non penso che noi dobbiamo avere speranza in qualcosa. Ognuno fa la sua battaglia, ognuno persegue i suoi obiettivi. Io penso che le persone che vogliano, che ne so, cambiare la lingua siano persone in buona fede. Cioè io non penso che siano dei criminali, penso che siano delle persone che sbagliano, soprattutto persone che non vedono che il problema oggi non è quello di cambiare le parole, trovare chiamare femminicidi quelli che sono omicidi, per esempio, ma è essere un po' più pratici, un po' più concreti, per cui cercare di assicurare per esempio alla giustizia e alle patrie galere gli autori degli omicidi piuttosto che concentrarsi sulla parola femminicidio che deve sostituire la parola omicidio. Cioè manchiamo di praticità, sono tutte cose teoriche, fumose che non interessano alle persone normali. Ecco, siamo a Conegliano, sappiamo che non tutti purtroppo riusciranno ad essere presenti al suo incontro, magari un saluto ai lettori e chi non potrà essere presente? Ma non c'è dubbio, i lettori di questo sito che si chiama qdpnews.it, no? quotidianodelpianeta.it, ma sicuramente non potranno venire tutti in massa, immagino di no, perché un saluto a tutti.